Da giovedì 28 maggio riapre al pubblico Palazzo Reale, con nuovi giorni e orari e nuove modalità di accesso volte a tutelare la sicurezza del personale e dei visitatori, per i quali sarà obbligatoria la prenotazione, anche per mostre o categorie gratuite. Sarà possibile prenotarsi fino a un'ora prima della visita, purché sia rispettata la capienza consentita in ciascuna fascia oraria, anche se al momento non sarà possibile prenotare visite per gruppi o scolaresche. Le mostre riaprono il giovedì dalle 11 alle 22:30, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19:30, dove l'ultimo ingresso sarà un'ora prima della chiusura. Il lunedì, martedì e mercoledì le mostre resteranno chiuse. La struttura sarà aperta anche il 2 giugno e il 15 agosto, dalle 11 alle 19:30. Da giovedì 28 maggio riapre al pubblico Palazzo Reale, con nuovi giorni e orari e nuove modalità di accesso volte a tutelare la sicurezza del personale e dei visitatori, per i quali sarà obbligatoria la prenotazione, anche per mostre o categorie gratuite. Sarà possibile prenotarsi fino a un'ora prima della visita, purché sia rispettata la capienza consentita in ciascuna fascia oraria, anche se al momento non sarà possibile prenotare visite per gruppi o scolaresche. Le mostre riaprono il giovedì dalle 11 alle 22:30, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19:30, dove l'ultimo ingresso sarà un'ora prima della chiusura. Il lunedì, martedì e mercoledì le mostre resteranno chiuse. La struttura sarà aperta anche il 2 giugno e il 15 agosto, dalle 11 alle 19:30. Lunedì sera a Milano, in via Gramsci, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino 43enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e lo ha sanzionato per guida senza patente. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorienteggio, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei fenomeni di criminalità diffusa nei pressi di via Novara, hanno incrociato un uomo alla guida di un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta e con aria di circospezione. Intimato l'ALT per un controllo nei pressi di via Gramsci, l'uomo ha da subito mostrato nervosismo e i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del bocchettone da reazione del veicolo, l'uomo aveva nascosto un calzino con 39 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 22 grammi, mentre nella tasca del pantalone aveva la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio. L'uomo è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e inoltre sanzionato ai sensi del codice della strada perché è risultato non in possesso del titolo di guida, con conseguente fermo amministrativo dell'automobile.